Salude, seconda tappa in Iolo in de campa qui nanter CFM e nante nostre pagine Facebook e Instagram. Dopo Alberta ci rimane oggi ci negulemo subito in corsa a ridroit un anziano pastore ha fatto beguraio durante 60 anni, si chiama Matteo Santucci. RCFM e Campa Qui. Ho avuto pastora quando era a me, quella oggi cambia tutto, È come da notte, da luna al sole. E oggi qui sono ritirata qua, ho 83 anni, e devo ora riposarsi. E avevo un po' di pecore in paese, facevo ormai roccio, e ci tenevo a stare male. Oggi è come un affronto che è venuto, perché so come Giuliano ebbe per la storia con il più io. Credo Buru che faceva bene un cuore. Quando aveva fatto più di 60 anni pastore, oggi avete le vostre mani in borsa, non poteva quasi più nulla, è come fosse paralizzato per me. In corsa facevamo formaio, allora d'inverno eravamo in piaggia, Casinca, sono stato in San Fiorenzo, ho avuto quelli che mi conoscono. Dopo volavamo un paese, facevamo formaio, volavamo in montagna, stavamo in Cagini qua su, 40 giorni, dopo già a Cappiale, che le sarebbero passate anche le, noi in perché l'inverno era un uri, e sotto paracqua. A volte si è tenuto, ma io mangiavo con paracqua. Oggi si è 4-4, un pastore si mette la bricqua. Ricordi, in paese erano 7 pastori, o lavi l'ancone, questo c'è 3 lavi. Vedevo io le pecore, oggi non c'è come 60. Allora, innanzi ha conosciuto un buono, è morto a 86 anni, e lui, quando andava in piaggia, in Balangia, stava sotto la vivo. E come lì stava Danilo, stava sotto Danilo, la sua vestura era Ubelone che ha fatto di bere di capra, e dopo la sua commissione qua, Ubane, la farina, mettiamo Uzzano che ha fatto una bella di vitello, ma face come cilindro, vedi? Tirano con una canapè, non sortia nulla dentro, non c'è né acqua né aria. Mettiamo la farina di castagno, il prosciutto e tutto ciò che c'è via. E Uzzano e l'odre, c'era lui a fare fatti con gli animali, E come oggi poi c'è un congelatore o un frigidaire, stessa cosa. E babbo mi diceva sempre che dormia a Antonello, sotto la vivi, i baiati in piaggia, i proprietari ci mettevano a baia, per voi per lavorare. E quando venivano le feste, Natale, questa mi ha fermato molto buono, il pastore andava, vabbè, il proprietario gli portava un angelo, Natale, lo riceveva anche a porta, mi riscalavamo con caffè, con la coida, era difesa. Dopo ho giocato a Videoabo, Cabraggio, partiamo da noi, avevamo un capicorso, 7 anni di viaggio, attraversiamo le Bastia e abbiamo capicorso, era ora a fare. E papà mi diceva sempre, perché abbiamo sempre avuto 3 cani, i cani poi mi cadevano un ritmo di pastore, ci abbandonavano. E poi mi ha detto, sai, il fiato cristiano è duro, guarda, i cani ci abbandonano e noi continuiamo. E poi da corsa a Nersa 7 anni. Et demain, nous irons à Calagouche à retrouver un chef d'entreprise qui confectionne notamment des spiritueux. Il s'appelle Jean-Marc Negroni. À demain donc pour la suite des Campa Qui dans le Niolo. RCFM e Campa Qui.